Buonasera, bentrovati a Corner, lunedì, e ci ritroviamo per commentare quello che è successo nella giornata di ieri, almeno per quanto riguarda il Catania, con l'ennesimo pareggio, ancora una volta per 1-1, stavolta in casa contro il Foggia. Ne parleremo come sempre in studio questa sera con Angelo Micale. Buonasera Angelo. Buonasera a voi. Buonasera ad Alessandro Vagliesindi. A voi. Grazie per essere con noi anche ad Angelo Patanè. Grazie a te Angelo per sopportarmi ancora qui al tuo fianco, assolutamente no. alla tua destra. Tra l'altro Patanè stasera in modalità intelligenza artificiale. Esatto. Non è Quindi il è vero Angelo Patanè. pericolosissimo. Parlavamo proprio di questo prima all'inizio. Vorrei andare dalla nostra Giulia. Buonasera Giulia. Buonasera e ben ritrovati. Vi ricordo il numero per interagire con lo studio è 342 771 2855. Devo dire che da Cosa casa volevi già... dire, Gagliardi? No, devo dire che guardo i messaggi. Il numero Messaggeria dei intasata. La messaggeria mi fa impressione, non so come smaltiremo e se riusciremo a smaltire. Fra un po' arrivano anche da Giulia questi messaggi. Nello studio verde, quello dedicato ai VIP, ci sono i cugini. Buonasera ragazzi e bentrovati. Buonasera. Di VIP c'è solo la stanza qui. Esatto. E basta, solo quello. Ricordiamo di chiamare il numero in sovraimpressione per chi vuole mandare messaggi. Scrivere, non chiamare, scrivere. No, perché chiamate. Scrivere, assolutamente. Allora, per cominciare, come sempre facciamo con Corner, andiamo a vedere la copertina montata da Ottavio Longo. Per la prima volta, forse storicamente, posso annotare che alla lettura delle formazioni del Catania, lo stadio, le due curve hanno fischiato 1-1 i giocatori, compreso l'allenatore, ed è forse la prima volta che succede una cosa del genere. Formazioni che quindi sono pronte per il fischio d'inizio di questa partita. L'uscita di Dini che allunga il braccio. Catania che può cercare incredibilmente Jimenez, posizione irregolare. Gala nel frattempo trova la possibilità con Tascone del movimento offensivo. È incredibile il gol del Foggia che arriva con Sahar che mette la pallone in fondo al sacco dopo che Di Gennaro aveva provato ad immolarsi alla ricerca dell'ultimo controllo prima del baratro. Di Anastasio che mette in parità la partita quando meno te l'aspetti, quando la situazione sembra improponibile. Prima De Rose prova tutto De Rose, Angelo, tutto. Il gol nasce da De Rose. Chiacchiere e presunzione rispecchiano la vostra incompetente gestione. Questo è quello che racconta invece il malessere della curva sud, e meno male che è arrivato il gol. L'arbitro proprio in questo istante dice che la partita è finita. Pieno di fischi allo stadio Massimino. La curva nord è deserta, la curva sud ha alzato
gli striscioni e le bandiere. 1-1 con una reazione da parte del Catania e con Toscano che va a complimentarsi con De Rose, parla 1-1 con i suoi giocatori. Allora, abbiamo rivisto la partita con la musica un po' sottotono, diciamo così, dei colori un po' sbiaditi nel montaggio di Ottavio Longo, perché magari a significare che il momento probabilmente non è proprio rose e fiori per il Catania. Angelo Micale sembrava comincia una brutta copia dei Pink Floyd presi da, voglio dire, chissà da quale... Stai stuzzicando Micale anche sul piano musicale. Sembrava, sì. Stavo cercando di capire a cosa si riferisse, ma comunque non ho idea in questo momento a quale pezzo specifico si riferisce. Per quanto riguarda il Catania, una delle cose che mi sono chiesto venendo qua, ma che ci sto andando a fare? Perché ci troviamo sempre a discutere sempre le stesse cose, con una differenza sostanziale però. Adesso è successa una cosa nuova, il Catania è stato abbandonato dalla sua tifoseria. La realtà dei fatti dice questo. Io notavo, perlomeno a memoria personale, non ricordo questo numero di abbonati che rimangono a casa. È una cosa che fa veramente impressione, e non dobbiamo dimenticare che questa stessa società vantava proprio all'inizio del campionato invece un seguito incredibile per quanto riguarda il campionato di Lega Pro. È riuscito a dilapidare tutto, anche quello che era probabilmente la cosa più importante, la cosa dove erano più forti, cioè il rapporto tifoseria-squadra, è finito nel nulla. Anche per certi versi, devo dire, anche se sarò impopolare un pochettino, secondo me i tifosi hanno un po' esagerato nel fischiare la squadra. La squadra non c'entra niente. Qui se c'è da fischiare una società che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare l'anno scorso e quest'anno. E non vedo all'orizzonte comunque per il momento delle soluzioni interessanti, anche se oggi il buon Alessandro ci raccontava che potrebbe arrivare da un momento all'altro un direttore generale. Dipende quali saranno i compiti di questo direttore generale. Da lì si capirà, perché se il direttore generale è addetto semplicemente all'acquisto della carta igienica nella società, allora il discorso cambia. Se invece ha anche altri compiti che sarebbero quelli del direttore generale, allora possiamo parlarne. Per il tipo di profilo è, insomma, per un professionista che non viene chiaramente a svolgere mansioni di... No, ma per carità, io ho esagerato chiaramente nel senso che è un professionista di rinomata esperienza, che ha fatto tanti anni di Serie A, e quindi credo che incarni il prototipo di un dirigente di spessore che serve come il pane per colmare una casella che è vacante da quando è andata via Luca Carra, e chiaramente poi nell'insieme di un organigramma dirigente... Grande evanescenza di Luca, persona corretta per bene, ma anche col massimo rispetto per Carra, stiamo parlando di un profilo decisamente di livello superiore. Sì. L'input che dava Micale, possiamo sapere per una questione di chiaramente opportunità, il nome non lo faccio, posso confermarvi che potrebbe già arrivare fra una ventina di giorni, un mese, e quindi iniziare subito il lavoro per impostare la prossima stagione. Bene, naturalmente poi sarà interessante, a prescindere da questo direttore generale con tutte le sue caratteristiche, capire anche i compiti di ogni elemento di questa società, perché da lì capiremo se cambierà qualcosa oppure non cambierà nulla. L'altra notizia che vi posso dare è che Daniele Faggiano è tornato a Catania dopo insomma, un periodo di convalescenza fuori Catania, quindi assolutamente questa è una notizia che ci rallegra, che rende ancora più vicino Faggiano a quello che può essere un suo ritorno a un'attività ordinaria, che chiaramente non sarà immediata, ma il fatto che sia tornato a Catania già sicuramente è un'indicazione molto molto importante.
Allora, Patanè, non ti abbiamo ancora sentito. L'input che dava Michele era Dark Side of the Moon, Sì. però siccome ormai fa il Dark Side nonno, of the Moon. ormai fa il nonno, ovviamente. No, io addirittura andavo anche oltre, pensavo lo so. fosse preso da Atom Matter No, piuttosto che no, da no, Melody. la parte scura di questa luna, perché in apparenza forse sembra risplendente per alcuni versi, per altri invece ci sono delle parti scure. Riflettevo sul fatto che il calcio non è una repubblica, nel senso che tutte le volte in cui un governo sbaglia, il popolo può modificare l'impianto del governo, può modificare i personaggi, può modificare la presidenza e dire un po' la sua. Invece il calcio sfugge a questi criteri. Il calcio è composto da 3 poli fondamentali: uno è i tifosi, il pubblico, la gente; l'altro è un aspetto squisitamente tecnico, per cui è la squadra e l'allenatore; l'altro è la dirigenza. Sono 3 poli, ciascuno di loro ha un compito: il pubblico, la gente, il tifoso, alla parte dell'emotività. Come giustamente dicevi tu, Angelo, quella gente che ieri ha fischiato per la prima volta 1-1 i giocatori del Catania sono gli stessi che all'inizio di questa stagione invece applaudivano ad ogni piezo spinto Rospelligra, ma perché la gente, il pubblico, deve fare per l'appunto questo: è chiamato ad applaudire quando le cose vanno bene, a contestare quando le cose non vanno bene, a fare sentire la loro voce. Dall'altro c'è invece un profilo squisitamente tecnico. Nella partita di ieri poche possono essere le note che si possono così sottolineare in termini negativi all'impianto tecnico. Poi c'è una dirigenza che con notevolissimo ritardo ci dice che prenderà Torre del Grifo, o che comunque è interessata ad avere una casa del Catania, con notevole ritardo ci dice che fra 20 giorni, chissà quando, arriverà un direttore generale, quando la BC del calcio avrebbe dovuto insegnare altre cose. Però quello che nell'altro polo a cui noi apparteniamo, che sono quello della stampa, degli osservatori, non sarà sfuggito, è la circostanza che nell'ultima settimana 2 di questi poli, compreso poi alla fine il pubblico, non se ne sono mandati a dire. 10 giorni fa Grella aveva chiamato a raccolto un po' le intelligenze di tutti, dicendo: beh, io dovrò andare a parlare con lo staff tecnico per comprendere il perché di tutti questi infortuni, che a questo punto non fanno più parte di quello che è il trend ordinario, normale, fisiologico di una squadra. E aveva puntato per l'appunto il dito su quello che era l'altro elemento, che era l'elemento tecnico. Beh, Toscano non le ha mandate a dire durante la conferenza stampa di sabato, e non vorrei che alla gente sfuggisse questa specie di bombardamento a distanza, perché Toscano dice: guardate che se non cambiano alcune cose, Toscano a Catania non serve a nulla. E in realtà la dirigenza un passo intelligente, importante, lo aveva fatto, chiamando Toscano, che possiamo dire che è l'allenatore oggi più referenziato in Italia, lo dice il curriculum, per gli ultimi trascorsi che aveva avuto. Aveva preso Faggiano, ma se Toscano dice: se non cambiano alcune cose la mia presenza qui a Catania è inutile, a cosa si sta riferendo? Ovviamente non è un messaggio alla gente, non è un messaggio al pubblico, non è un messaggio a quella polarità che ieri ha deciso di fischiare la squadra e di contestare la dirigenza, ma è un messaggio chiaro e profondo nei confronti di uno staff dirigenziale. Bisogna capire cosa è accaduto nell'arco di questi 9 giorni, ma noi non facciamo gli auguri, che sono quelli che andavano a vedere il futuro guardando il volo degli uccelli. Sapevamo che la dirigenza avrebbe dovuto incontrare lo staff tecnico per comprendere alcune cose. Di contro sappiamo che lo staff tecnico rimanda al mittente quelle che sono le perplessità del team dirigenziale. Chi dei due ha ragione? Certo, Toscano ha un curriculum che parla in maniera profonda per quello che è il suo operato. Dall'altro c'è una dirigenza che ancora una volta si attarda nel prendere decisioni importanti. Allora, ci fermiamo su questa riflessione. Vorrei appena un paio di messaggi, proprio un paio di messaggi, Giulia. C'è chi scrive: stasera Patanè e Micale, meglio di Sanremo, addirittura. Questo sicuro. Sì. Poi
Poi c'è un nostro telespettatore, Orazio da Valverde, che vuole rispondere a Michele e scrive: noi dagli spalti, almeno dalla tribuna B, fischiavamo i giocatori, ma soprattutto la società. E così ti ha risposto. Poi, uno dei migliori acquisti di gennaio è Del Fabbro, che sta facendo molto bene nonostante il periodo brutto di tutta la squadra. Che ne pensa Vagliasindi? Non lo so se vuole rispondere. Non mi ha entusiasmato ieri, ma d'altronde non è un braccetto, è un difensore centrale, quindi ieri per la contemporanea presenza di Di Gennaro e la squalifica di Gherardi ha dovuto ricoprire quella zona del campo. Però in generale comunque ha fatto benino finora da quando è arrivato a Catania. Le lacune riguardano il fronte d'attacco, Alessandro, è inutile andarci a nascondere. Ne abbiamo parlato già, ieri. Giulia, ti fermo qui un attimo perché abbiamo la pubblicità, ci fermiamo, poi torniamo e vorrei quasi subito andare a vedere la Moviola, perché da là possiamo capire tanti spunti. un po' di cose. Restate lì, fra pochissimo saremo di nuovo insieme. Torniamo insieme a Corner, ripartirei dai risultati e dalla classifica per fotografare e fare un'istantanea del campionato, anche se in realtà stasera si gioca Cavese-Casertana, il risultato non lo avremo definitivo quando può cambiare tutti i destini del mondo Cavese-Casertana. Però guarda che in fondo alla classifica che cosa può capitare? Vediamo, ma per carità, no? Anche perché sapete benissimo che nella giornata di oggi il Messina, assieme ad altre società, è stato deferito per il mancato pagamento dei contributi. Domani tocca alla Turris. E domani tocca alla Turris, quindi questa situazione è complicata in riva allo stretto. Però vediamo, come detto, i risultati, quelli che sono maturati sul campo alla 29esima giornata. Giuliano e Turris 3-1, Altamura Latina 1-1, Taranto Crotone è stata rinviata ma probabilmente non si giocherà mai più. Avellino Juventus Next Gen 2-1, Catania Foggia 1-1, Cerignola Trapani 1-0, Monopoli Messina 2-1, Benevento Sorrento 1-1, Potenza Picerno 2-2, Cavese e Casertana sono in campo in questo momento, magari fra poco daremo un aggiornamento. Il risultato... il Benevento quando ha battuto il Catania si è suicidato, non ha più vinto una partita. Questa è la classifica. Se uno sceglie pazienza, allora capirai, tanta pazienza. Capirai, è tanta pazienza. La classifica vediamo con il Cerignola che ormai ha spiccato il volo, 60 punti, più 5 sull'Avellina 55, poi c'è il Monopoli a 52, Benevento 49, Potenza 47, il Crotona 46, Giuliano 44, Trapani 42, Picerno e Catania 41 chiudono quella che è la zona dei playoff. Sorrento 39, quindi il Catania rischia tantissimo, Foggia 36 assieme alla Juventus Next Gen, 35 l'Altamura, 33 punti per la Cavese, poi Latina 31, qui iniziano le sabbie mobili, Casertana 28, Messina 25, Turris 6 e il Taranto a meno 6. Però ricordiamoci che con le esclusioni quasi certe cambia tutto. Cambia tutto, però Angelo, aspettiamo mi chiedevo, guardando i risultati di ieri, anche i marcatori, anche la classifica adesso, a me piace il Trapani, insomma, siamo gemellati con questa tifoseria, con questa società, però pensare il Trapani in quella posizione, se avesse avuto Facundo Lescano, ieri ha portato e continua a portare a braccetto l'Avellino, certo è stato una primo gol almeno di un metro di fuorigioco, però vabbè, non importa. Alessandro, cambia poco no, perché poi ci mancherebbe altro. I numeri parlano per lui. È normale che l'Avellino avrà la benedizione probabilmente da qui alla fine di questo campionato degli osservatori importanti del calcio, a differenza del Cerignola, però Lescano a Trapani, magari con una vendita posticipata, perché ovviamente la vendita è stata iperfruttuosa per la società del Trapani. Ma non è neanche quello, Angelo, sono entrati rotti collisione con Capuano, l'allenatore di quel momento, e ha chiesto velocemente la cessione. Impossibile pensare di cedere un giocatore che oggi ha 22 gol all'attivo in questo campionato. Se fosse capitato una cosa del genere a Catania sarebbe... Però probabilmente c'è stata una errore, di valutazione di Antonini. Lescano era già a Catania prima della grana fiducia. Diciamo che c'è stato un problema là, perché Antonini, difendendo il suo allenatore, ha mandato via il giocatore. Perfetto. E poi però ha mandato via. Ha dovuto mandare via anche quindi, piano piano ci arriviamo. Vogliamo partire con la Moviola? Dopo veniamo da te, Giulia, per i messaggi. Il primo caso, il primo episodio, vediamo una parata di Dini che ancora una volta si è confermato ieri tra i migliori in casa. Sì, anche se qua Catania. stilisticamente non è perfetto l'intervento, però
è efficace la conclusione di Gala che arriva dai 22 metri circa, la respinta di Dini. Gli rimbalza 2 volte davanti, Sì. per questo forse lo stile No, però è lascia un po' reattivo. Però è reattivo. Diciamo che è stato uno dei migliori acquisti del mercato di riparazione Al del Catania. momento, senza dubbio. Allora, Andiamo sul secondo episodio. Sì, La conclusione di Sarr, c'è questo lungo fraseggio del Foggia che poi va al cross e Sarr che anticipa di Gennaro e per poco non inquadra lo specchio della porta. Siamo al 13° minuto del primo tempo, riproposto. Qui bel movimento dell'attaccante, mira leggermente imprecisa. Possiamo andare... Dini non avrebbe potuto fare No, nulla. qui no, Lì no. assolutamente no. Lo stiamo rivedendo, eccolo qua, il tiro di Sarr. Andiamo al terzo episodio. terzo episodio là, perché molti hanno detto Sì. insomma che c'è stato Errore un di errore Corallo, di no. Corallo. Vediamo un Questa attimo. azione Raimo Imenez, pregevole l'assist di Imenez, c'è il tiro di Corallo e Tascone, guardate che esulta perché è riuscito a deviare la conclusione di Corallo e a mettere il pallone in calcio d'angolo. Adesso ma lo non vediamo, per la terna adesso lo arbitrale. vediamo, guarda, abbiamo Sì. bloccato il momento in cui No, c'è ma la perdonami Angelo, deviazione. che motivo avrebbe Tascone di esultare? Ma guarda, Fammi capire. ma si vede subito che il pallone se cambia- non perché ha deviato la cambia- conclusione di Corallo, cambia direzione. perché la conclusione di Corallo era nello specchio della porta. Alessandro, quando ho visto Corallo che parlava ripetutamente col direttore di gara, un po' protestava, ho avuto la sensazione, avendo il replay, che l'arbitro aveva detto che forse era viziata da fuorigioco l'azione, invece non era assolutamente così, ed era invece questa deviazione importante. Di Tascone, sì. Andiamo invece al quarto episodio, un episodio che ha scatenato le proteste del pubblico presente al Massimino. Guardate, Corallo, guardate Tascone con 2 mani sulla schiena di Corallo. Ma l'arbitro era signor pochi Ubaldi, metri, non se... anche se qui viene praticamente È un po' Però poi vedi- la No, visuale coperta da non Imenez. può non vederlo. Sì, Non però può. dico, c'è un momento in cui Imenez si frappone nella visuale tra Tra la prima cioè, nel mano e momento la in cui seconda. guardi in questo momento lui non vede l'arbitro. sì. Però c'è un quarto uomo, voglio dire. Però guarda, questo è il momento Uno. e qui non sta Guarda vedendo, l'arbitro, l'arbitro non vedi? può vedere. Però poi continua l'azione ed è Lui vede solo la parte conclusiva, secondo me. Però questa dico, era una fase in cui quest'arbitro non fiscava, Sì. perché in effetti lui ha arbitrato con un metro, con un tutto metro suo. molto particolare Sì. come metro, un metro classico da Lega Pro, cioè ne azzecca una ogni 100, ma sostanzialmente cioè in quel momento lui non stava fischiando, quindi era un momento in cui lui voleva che la Però partita qua si è andasse ingoiato il regolamento, c'è più che non Cioè, fischiare no, ma qua sul figurarsi. regolamento. No, ma figurarsi, questo Ne è ha fatto un sol boccone. Attenzione però perché la prossima Andiamo azione... a movere la numero 5, Sì, inizio secondo tempo. Sì. C'è questo contrasto in aria tra De Rose e Orlando. A me qualche dubbio ancora me lo lascia. Però guarda, ti faccio vedere Alessandro, c'è un momento in cui si vede chiaramente che c'è il contatto. Ma chi arriva prima sul pallone? Punto di domanda. Secondo me è Orlando. Vabbè, è in vantaggio sul pallone, questo sicuro. E quindi riceve fallo. Se è in vantaggio sul pallone riceve fallo. È decisivo nella Ma valutazione. anche qui guarda l'arbitro, adesso l'arbitro è messo benissimo, vede tutto. Sì, E quindi... però dico la Se considerazione... Ah, guarda Angelo, però... se vede sì. Ma io però voglio perdonatemi, capire... è decisivo il fatto di chi arriva prima sul pallone. Chi arriva prima sul Da pallone questa inquadratura sembrerebbe nettamente in vantaggio e quindi è rigore. il giocatore del Trapani, quindi è rigore del esattamente. Foggia. Il Però, giocatore del Foggia. ma guardate, la migliore posizione c'era l'arbitro. Ma secondo me ha sbagliato, non so se Angelo è Possibilmente d'accordo. sì, Ah? mi era sfuggita questa azione, stiamo rivedendo con attenzione. E adesso Ok, guardate rigore. cosa è sfuggito poi all'arbitro, perché adesso ci arriviamo. Andiamo sul gol del Foggia. Sì. Qui manca un fallo tattico di De Rose, poi Tascone per Orlando, guardate, gol di Sarr col braccio. Adesso lo vediamo meglio, lo vediamo benissimo. Cioè guarda. prima la deviazione di Gennaro e poi guardate il braccio destro di Sarr. Ma c'è un momento in cui si vede, e noi l'abbiamo fermato, eccolo qui. E allora in questi casi, Angelo, il concetto di valutazione è l'immediatezza, cioè se col tocco di braccio o volontario o involontario il pallone finisce in rete è da annullare
a Ma ci prescindere. mancherebbe altro. No, A meno che non è Maradona. no, Se è no. Maradona, quello lui poteva, anzi purtroppo. Allora, se vi ricordate, la settimana scorsa c'è stato il recupero di Serie A Bologna-Milan Sì. e ci sono state proteste veementi sulla convalida del gol del Bologna, dove Fabian, il centrocampista del Bologna, Lo prende tocca così. il pallone con le braccia, che poi arriva a Castro e fa gol. Lì il concetto di immediatezza non è stato configurato perché dal Perché tocco di c'è un altro. Fabian c'è un'altra giocata che fa finire in rete il Angelo, pallone. ma qua siamo a un metro dalla Alessandro. Ma siamo a un sì, metro dalla dico, il porta. parametro valutativo è l'immediatezza, cioè se dal tocco di braccio il pallone va in porta è da annullare sempre a prescindere. Ma l'hanno Ok? visto? Sia se no, non l'ha visto nessuno ovviamente. Se ci fosse stata la VAR, questo sarebbe stato un gol certamente annullato. Io vogliamo l'avevo rivedere visto un da attimo? casa, però strano, senza VAR, ma l'avevo visto. però. tu mi sei ero meglio accorto che del era... Ah, mi ero accorto che... lo rivediamo di nuovo per così magari. Ma è logico che colpisce col braccio. Tra l'altro è determinante, Certo che deve ed è assolutamente determinante. perché si sistema il pallone verso lo perfettamente. specchio. Ma no, ma va in porta direttamente con No, il poi lo braccio. tocca anche leggermente con Alessandro, la mi chiedo fronte. perché nessuno protesti. Perché non se ne sono accorti proprio. esatto. Non se ne sono accorti proprio, perché tutti sono concentrati sulla possibile autorete di Di Gennaro. Allora, nessuno però protesta e tutto questo fa un po' il paio, Ma probabilmente. non se ne sono accorti, Angelo. D'accordo, e allora sarebbe una scusante massima per il direttore di gara, perché se non se ne accorgono neppure i ho giocatori che capito. stanno lì, no, arbitro e guardaline, gli viene complicato. Invece il tema sempre più importante, che io non mi stancherò mai di sottolineare, è come mai le presidenze di queste società importanti, prima parlavo del Trapani, parlo del Catania, parlo dell'Avellino, parlo di società che comunque hanno investito tanti soldi in questa Serie C, non facciano davvero un comandamento Per il la- light VAR. È normale, perché quello Che ha anche un è- costo assolutamente Sì, ma Alessandro, sostenibile. è un costo di diciamo poche decine di migliaia di euro. Io veramente avevo sentito parlare di una cifra... No, per il light VAR no. Ah, per il Allora, light, due per la cifre. cifra Sì, della sì, sì. un Angelo, attimino però più ascoltami, pesante. il Quella VAR, vera VAR, insomma, costa un sacco di questa soldi. soluzione VAR sarebbe con 2 chiamate a grosso partita. modo, il VAR sarebbe grosso modo 250.000 euro per ogni società professionistica di Serie C. Molti presidenti di Serie C non intendono fare confluire queste somme in una situazione che comunque Lo capisco, anche perché non hanno mai visto 250.000 euro, quindi... però c'è l'altra soluzione, che è questa della La live bar, mutualità che- con 4 telecamere soltanto, al massimo 5 telecamere, 2 chiamate per ogni allenatore durante la partita, ma questo è un concetto imprescindibile, perché altrimenti staremmo qui a parlare. Abbiamo iniziato parlando prima ancora di intelligenza artificiale, no? Siamo davvero all'archeologia del calcio, e pensare che un calcio professionistico, dove società come Catania, come Avellino, insomma spendono tantissimi soldi, come Foggia, sono tutte società Ma è anche, professionistiche. Angelo, perdona, è anche un discorso di sistema, cioè la classe arbitrale non ha una uniformità di crescita dei loro tesserati nel calcio professionistico, perché tu questi arbitri di Serie C che l'anno prossimo vengono promossi alla CAN di B Purtroppo. non hanno mai avuto a che fare in partite ufficiali con la VAR, quindi deve essere anche un discorso di sistema, cioè questi costi della light VAR dovrebbero partecipare anche le leghe A e B, perché vengono formati in Serie C gli arbitri che poi negli anni successivi andranno in B e in A. Allora, Un ragionamento elementare, però strano, che nei consigli di Lega, con tanti presidenti, tanti rappresentanti di società importanti, finora non si sia assolutamente raggiunto. fra poco neppure. scompariranno alcune società Lo delle so. 60 che sono iscritte al campionato Anche quella è quest'anno. un'anomalia. Non è 60 è un'anomalia. il problema è che il sistema probabilmente non riesce a reggere questo tipo di... Per forza, se tu fai 3 gironi in Lega Pro, dove c'è di tutto e di più, cioè dall'Arzignano a non so quale altre squadre stranissime, Però la metti Clodiense l'Arzignano o cose del probabilmente genere. concluderà il campionato, mentre il Taranto e la Turris quasi certamente
non chiuderanno il campionato. Togli il quasi, Angelo. No, quindi voglio dire, e questa è la situazione, Angelo. Sì, cioè, no, Tra l'altro, non lo metto in i dubbio. tifosi del Catania perderanno gli abbonati del Catania perderanno 2 partite casalinghe contro il Taranto e contro la vabbè, Turris. non continuiamo per Io non adesso perché sono devo per andare in l'archeologia pubblicità. calcistica, Devo ma andare in quanto valeva pubblicità. la Serie Spadane, C2? un attimo. Quanto valeva quella C2? Facciamo la pubblicità, dopo torniamo e andiamo da Giulia e dai cugini e dopo torniamo a questa tua riflessione quando voleva. E poi c'è l'episodio degli episodi che ha fatto scatenare. Quello lo vediamo dopo, così diamo un po' di attesa e vedremo se era rigore o non era rigore, se c'è il tocco di mano, se non c'è il tocco di mano. Fermiamoci, la pubblicità. Il problema è che si continua a discutere anche quando siamo in pubblicità e poi non si riesce a rientrare in studio. No, perché spaziamo. Spaziamo molto, Esatto. dai. Ripartiamo dai messaggi e poi gli ultimi 2 episodi da Moviola li vediamo. Dai. Ok, io parto da un messaggio molto duro da parte di Filippo Curva Nord che scrive: il prossimo anno ci sarà un nuovo direttore generale, ogni lunedì esce qualcosa per distogliere l'attenzione, finiamola per favore. Quindi molto Ci dia arrabbiato. appuntamento quando ci saranno le notizie ufficiali e poi No, però Filippo valuterà lui. Però Filippo Curva Nord coglie se un aspetto. distogliamo l'attenzione Filippo oppure Lavatura se raccontiamo cose coglie un aspetto che non è quello giornalistico, Alessandro, perché è normale che noi dobbiamo dire le informazioni di cui siamo al corrente in maniera, voglio dire, tra l'altro anche raffrontata in maniera diretta. Però è anche vero che faremo ricorso, andremo a dare una bella strigliata agli arbitri, troveremo il centro sportivo, compreremo un direttore generale, Un direttore non lo compra il direttore generale. ingaggeremo. andremo ad ingaggiare tutto questo. Torniamo ai messaggi. Però Torniamo due ai cose, messaggi. dico, Torre del Grifo e il direttore generale. Ci torniamo poi Sono magari su Torre del Grifo se due abbiamo cose aggiornamenti. Dai. che Filippo Curva Nord sì, vorrebbe Patanè. presto. Patanè. Abbiamo detto entro marzo. Michele, anche Valle Cindy adesso. Sì, perché a proposito di Torre del Grifo che l'ha nominata, un nostro telespettatore scrive: Torre del Grifo e il logo, i primi di marzo sono arrivati. Ecco, manca E solamente quindi l'autobus. manca poco. E poi dopodiché l'autobus brandizzato Ciao. è un'altra delle richieste dei tifosi del Sì, è Catania. vero. Però E tutto pronto per la formulazione dell'offerta alla Perfetto. curatela. Sono state acquisite o sono in fase di acquisizione delle perizie di alcuni consulenti incaricati dal gruppo Pelligra su alcuni aspetti operativi quando il Catania ovviamente avrà l'acquisizione di Torre del Grifo. Sono consulenze di professionisti del settore dell'ingegneria, consulenze di professionisti del settore fiscale, su tanti aspetti che ovviamente sono legati al rilancio di Torre del Grifo a 360 gradi. Abbiamo Ok. parlato, se tutto va bene, Siamo rovinati. palla in campo a Torre del Grifo gennaio dell'anno prossimo. Mi sembra... No, Mi sembra troppo lontana questa a me sembra troppo vicino. Allora, i campi in erba naturale. Allora, ricordiamo che Torre del Grifo ha 4 campi, 2 in erba sintetica e 2 in erba naturale. I 2 campi in erba naturale richiedono una manutenzione di circa 3 mesi per renderli operativi. Quelli in erba sintetica qualcosa in più perché quasi rifatto il certamente si fondo. dovrà rifare anche il massetto. Esatto. Quindi Il che sui significa? campi in erba sintetica i tempi di riemissione in pristino saranno il doppio di quelli dell'erba naturale. Alessandro, però dimentichiamo che in mezzo a tutto questo c'è un iter burocratico che, seppur avviato, dovrà portare ad una firma definitiva e che ovviamente non reputo, poi sai, i miracoli nella vita possono sempre capitare, non reputo che avverrà nell'arco del prossimo mese, cioè si possono tracciare le basi affinché, ma ricordiamoci che c'è tu, Alessandro, queste cose me le insegni, No. c'è una curatela fallimentare, Certo, c'è un giudice delegato, c'è un c'è un comitato dei creditori. c'è un comitato dei No. creditori, cioè tutti quanti, ammesso che dicano sì e ammesso che la proposta sia talmente appetibile, Ma l'alternativa qual è, Angelo? No. Cioè, dall'altro lato sono state 6 aste deserte. No. I prezzi, non è un'alternativa. passati. Non dico l'alternativa, non c'entra, non dico l'alternativa all'acquisto, dico Cioè, la l'alternativa. convenienza per il fallimento
No, non voglio entrare nel merito. E in re ipsa, perché Io, è ovvio che in quel Alessandro, modo almeno Alessandro, ricavano qualcosa non i entro creditori nel merito. insinuati. Non entro nel merito perché qui la convenienza è per tutti, è per il fallimento, per i creditori e per l'IGRA ovviamente. Certo. Convenienza il problema è un altro, è di tipo operativo, è di quello che la gente vede sul campo, e cioè un'operazione del genere che probabilmente andrà in porto, garantirà a questa squadra un campo di allenamento sul quale potersi allenare, una struttura dove poter andare a percorrere il tracciato che l'anno prossimo ci porti verso la Serie Sicuramente B. non per farci il Michele ritiro sta precampionato, cronometrando, ma per l'inizio della stagione 25-26 avevamo penso che iniziato, saranno pronti i 2 campi in erba sicuro. avevamo iniziato facendo, leggendo i messaggi. Sì. Vorrei leggere almeno un paio di messaggi, 2 o 3 Mi messaggi, sembra che anche giusto. altrimenti- Allora leggiamo questo messaggio che... Però non fare domande, No, domande, va Giulia, perché bene. altrimenti... Unica nota positiva, ogni tanto leggiamo qualcosa di positivo. La bellissima dimostrazione di affetto dei nostri tifosi nei confronti di Foggia sul settore ospiti, Vero? da Fabio Loverde. Bello, Ogni molto tanto bello. leggiamo anche qualcosa di... C'erano i nomi dei tifosi del Sì. Foggia. Lo abbiamo Questa è sottolineato la in grande che sono maturità dei morti tifosi che- in occasione della partita In questi- Potenza-Foggia di fronte a del queste girone d'andata. E vi circostanze. ricordo che fra i tifosi del Catania e i tifosi del una Foggia rivalità non passa aspra. C'è una del rivalità tenero, aspra, non assolutamente. passa. Quello è una- Invece la maturità dei tifosi da questo punto di vista è indiscutibile. Poi Luigi... Chapeau. No, scusate. Chapeau ha Vado? detto, Sì, prossimo messaggio, dai. Luigi Curva Nord scrive: questa società è riuscita a disperdere in un paio di anni un patrimonio inestimabile di entusiasmo, presenza e sostegno. Sta a loro provare a recuperarlo. Non è difficile perché Catania è Catania e per il Catania c'è sempre. Poi, Toscano non si tocca, sta facendo quello che può con il materiale che ha in questo momento. Giulia bravissima e professionale, grazie. Giovanni da Mascalucia. Trovo ingiusto e sbagliato criticare squadra e società. Infortuni a catena di ogni genere hanno inciso sulla prestazione e anche sui risultati, ovviamente. Da Orazio da Però Riposto. gli infortuni Sì. chiamano in causa anche ovviamente sia la società che lo staff tecnico. Se apriamo questo taglio degli Non è solo infortuni, una sfortuna, ecco. Finiamo domani mattina, Angelo. Ok. Allora la società Padanè. chiama in ballo lo staff Padanè. tecnico, lo staff tecnico lo chiama in ballo. rimbalza vabbè. con una botta Basta, di padel abbiamo e capito. ti dirà 2 messaggi ancora, Sì. Giulia. Poi volevo fare vedere Sì, ma- la schermata sugli Questo lo indisponibili. facciamo con calma. Sì. Giulia. Ok. Buonasera di studio, saluto speciale al grande Michele. Scordiamo anche quest'anno calcistico sperando anche a un fegato nuovo l'anno prossimo. Poi un altro messaggio sempre per Michele. Michele è perfetto come sempre, c'è solo da imparare da lui. Mi riferisco a Vagliasindi e Patanè. Non ci sono dubbi, ma anche perché ragazzi. siamo 2 sue creature, quindi è ovvio che impareremo sempre e se comunque non si l'amica. fosse immolato lui per noi. Sì. L'ultimo lei, Giulia. Ok, buonasera, non si fischia la squadra a 5 minuti dall'inizio. Questo non è essere tifosi. Giancarlo Torre. Con questo chiudo. Mica. allora, su Così questa dopo storia lei. il tifo in alcuni momenti probabilmente esprime in una certa maniera, probabilmente è giusto quello che ha scritto un tifoso un attimo fa, per l'inizio della trasmissione, dicendo che in realtà il tifoso fischiando i giocatori voleva fischiare la società e Era non i questo il giocatori. messaggio, era il messaggio Il chiaro. problema è che purtroppo se tu vai a fischiare Corallo poco prima che entra in campo, il giocatore ne può anche risentire. Io ricordo ci sono dei momenti in cui ovviamente la tifoseria, che ha perso la pazienza, direi più che giustamente, comincia a fischiare anche il giocatore appena sbaglia un appoggio, il che purtroppo non si traduce però che grazie ai fischi il giocatore non sbaglierà più l'appoggio, anzi è più facile che continui a sbagliare. Però io lo capisco, è sempre una specie di gesto di amore in qualche maniera nei confronti della squadra. Chiaramente non risolve però il problema, mentre c'è quel manifesto che è uscito a un certo punto in Curva Sud, quello È tosto. quello vale per tutti i fischi dal primo minuto fino alla fine. Allora, restate fermi un attimo perché adesso vado da Giulia
però Ancora abbiamo due quelli episodi. lasciamoli stare, vado da Giulia, c'è un momento, ci Ma voi dobbiamo lo sapete assolutamente... come lo chiamano a Gagliano i tifosi? Come? Il vigile urbano. Perché non ce la faccio Perché più. no? Perché fra l'altro lui non si fa amare da questo punto di vista. Perché ogni 30 secondi cosa c'è? Fra un minuto ti vorrei No, ricordare anche che di c'è la meno, guarda, pubblicità. 15 secondi. sì, sì. E allora noi arriviamo subito, andiamo da Giulia, Sì, perché sì, dobbiamo sì. andare da Giulia, e dopo torniamo con la Su tutto il moviola, resto. con i cugini, con tutto quello che dobbiamo. Restate fermi anche voi perché noi stiamo tornando subito, è il tempo di una pausa caffè. Siamo di nuovo insieme, spiritosissimo anche Michele, devo dire. Allora, ripartiamo dai due episodi. Giustizia sul caffè che è soltanto per lei è Sì. palese. Un giorno forse faremo in Ci modo vorrebbero di... almeno 4 tazzine. Alessandro, ricominciamo allora dal gol del Catania, Sì. dalla moviola. Moviola dalla numero moviola. 7 per la regia, eccolo qua, azione magistralmente gestita da De Rose, che trova poi il varco per l'inserimento di Anastasio, che di destro, che non è esattamente il suo piede, batte De Lucia con un'ottima conclusione, coordinazione perfetta. Però gran merito a De Rose, che aspetta il momento giusto per Ci ha aprire provato aprire due la volte a difesa. mettere un pallone Sì. in aria. Adesso il prossimo Andiamo episodio è quello sull'episodio- che ha fatto arrabbiare tantissimo Sì. le persone allo stadio. L'immagine ovviamente non è chiarissima, Sì. quindi lo premettiamo. Jimenez Andiamo a vedere. è la conclusione di Anastasio. L'impressione da questa immagine è che sia un tocco con un braccio, da quell'immagine. Qui Allora, non la io vediamo. ieri a fine partita ho visto un video, diciamo, di altra produzione e Produzione Curva Sud, no, che era quella migliore come esattamente, prospettiva. Sì. e il pallone passa sotto la coscia di Zunno e poi finisce sul fondo. Avete sentito qualche tesserato del Catania a fine partita protestare su questo episodio? No. Perfetto. Quindi, Mettiamo tutti detto d'accordo. questo, detto tutto. Allora, vorrei adesso sentire i cugini, perché non li abbiamo sentiti fino adesso. Mi fate un paio di titoli di giornali? Ne facciamo due, ne facciamo due. Che non sentirci è brutto, però. Sì, esatto. Io tra l'altro mi accodavo anche col giudizio di Michele, che lui ottimo come sempre, secondo il quale il metro di giudizio degli arbitri è ad mozzo. Ed è Esattamente. Ed è vero. ed è Il migliore questo. della C seguito. Esatto. Andiamo subito col chianchiere dello sport, che intitola Ciccio a 2 colonne. Il Catania sfoggia un'altra grande prestazione. Un Catania sceso in campo con 2 titolari, un Primavera, 2 Azzaccagnati, uno al 20% della condizione, 5 riserve e solo un panchinaro utile, riesce nell'impresa di non perdere. Già non è poco. Siamo già. riusciti. Toscano analizza la gara coi pugliesi. Resterei qui altri 10 anni, ma se tutte le componenti non migliorano, Toscano non serve a questo E Catania. c'ha ragione Gioia. Servirebbe piuttosto qualcuno che guarisca gli ammalati, che moltiplichi i cambi e le strutture, che cammini sulle acque dell'incompetenza e che faccia suscitare l'entusiasmo. Insomma, mezzo miracolo. Esattamente. Quasi tutto lo stadio, come diciamo, in contestazione. Quasi. Dopo lo scempio in campo, riflesso di quanto accade anche fuori, la curva sud e la tribuna B hanno iniziato a intonare cori di protesta contro la società. In tribuna A invece nessun coro, No. Nessuno infatti detiene i diritti studio stadio No. e nessuno inoltre voleva rischiare di essere allontanato al primo segnale di dissenso. Ormai c'è questa di moda, c'è questa politica. Mude e pipi. quasi che fossimo in Bulgaria. Mude e pipa. E invece resto del librino? passiamo all'altro, che è il resto del librino che intitola Ciccio. Un pareggio Canilassa, Anastasiate a Piddavero. Il Catania pareggia a Foggia in una situazione perfettamente descritta dallo striscione apparso in curva sud, Esatto. quindi lo ribadiamo anche noi in questo caso. Di Gennaro, Anastasio Lunetta in campo. Rientro accelerato per alcuni giocatori reduci da infortuni. La rifinitura prepartita indicata dallo staff medico è consistita nell'accendere un cero a San Camillo dell'Ellis, Santo Patrono degli ammalati. Ora pro nobis, ci stava. Chiudiamo E un infatti po'. non si è importunato nessuno. Sì, sì, infatti. Finalmente Ha portato bene. i metodi funzionano. Chiudiamo in edicola con il resto del librino. In regalo il gioco da tavola all'allegro chirurgo. Bello. Vince chi riesce ad infortunare meglio il paziente, sbagliando diagnosi e facendo rientrare dopo settimane di stop. E qui c'è il del nostro staff professionista. tecnico è Bisogna top. essere professionisti. Vince a mani basse. vince a mani basse. Professionisti. La chiosa, il direttore intero. Come può tagliare un lazzaretto del genere? E chiudiamo qui questa prima Prima questa parte, boss, poi se vediamo no dopo. andiamo avanti. No, andiamo avanti. Andare invece dagli amici a casa.
Cosa? Di pausa caffè, consiglierei di far prendere il caffè anche ai giocatori o presunti tali del Catania e chissà che non si diano una svegliata da questo torpore che li affligge. Lo chiederemo. Alcuni sì. Chiederemo di Ma non portare tutti. l'Epos anche lì. Al posto del centro sportivo dovremmo acquisire un centro riabilitativo. Scrivono. Se non dovesse salire la Ternana, Cianci e Cicerelli ritornerebbero a Catania. Buona serata da Antonino da Belzito. Posso Bisogna vedere rispondere che io? clausole Cianci e ci sono. Cicerelli sono certo. del Catania. Però Questo sia magari ci sono chiaro. delle clausole. Sì, vabbè, in delle caso clausole di deve promozione. succedere in caso di promozione e cose del genere, d'accordo, ma Cicerelli e Cianci sono del Catania. Bisognerebbe chiedere a chi di dovere perché Cicerelli e Cianci non erano adatti al Catania. Questo sarebbe una cosa interessante. Allora, su Cianci abbiamo detto che ci sono state insomma, delle divergenze tra il giocatore Meglio De Paoli. e la dirigenza del Catania, non ora, la scorsa Sì, estate. no, per carità. Per Cicerelli invece c'entra il nodo fideiussione perché la riduzione del budget ha determinato la partenza di Cicerelli per questioni di ingaggio, quindi non rientrava più nella... Tu mi stai dicendo che Cicerelli nello schema di Toscano potrebbe giocare tranquillamente. Poteva fare uno dei 2 trequartisti sotto la punta, certo che sì, che poi è il suo ruolo naturale, assolutamente. Va bene, io non ti rispondo, però non la penso come te. Cicerelli nasce trequartista, nella Paganese, la prima squadra in cui ha mosso i primi passi, giocava trequartista. Anche se l'anno scorso a Catania non giocava proprio da giocava trequartista. quinto, chiaramente era un pesce fuor d'acqua, non è quella sicuramente la posizione ideale. Vabbè, ma a Catania siamo famosi per questo motivo. Voglio dire, non mi dimenticare, a Catania si muore, a Catania soprattutto si dimentica come si gioca a pallone, succede di tutto e di più. Ma anche gli allenatori migliori a Catania vanno a pescare la stagione peggiore della propria Tipo carriera. Luperini, per non fare nomi. Allora, perché quando ieri i tifosi dalle curve fischiano tutti gli 11 giocatori, in realtà, che ne vogliamo dire, in alcuni casi ci azzeccano, in altri casi magari no. Ci sono dei giocatori, inutile nasconderlo, che sono ben al di sotto di quelle che sono state le loro proiezioni minime. Sembra che a Catania siano stati colti da un virus, quando ancora questi virus intestinali non erano così esplosi nello spogliatoio del Catania. E a fronte di una cosa del genere è normale che il tifoso adoperi l'unico strumento che ha, diciamo, di protesta, che è il fischio. In altri casi no. Ieri una buona parte di squadra ha giocato per come meglio non poteva. Penso a De Rose, 36 anni di giocatore, che ha giocato una partita importante per tutto quello che ha potuto fare. Poi ci sono invece riflessioni... O Di Gennaro che non gioca da 3 mesi. Poi ci sono riflessioni importanti per comprendere come a gennaio non siano arrivati attaccanti, come chi arrivi a Catania lì in mezzo al campo. Mi rivolgo a Frisenna, che per me è un buon profilo. Ne parlavamo prima, quando dovevamo giocare altrove sembrava davvero uno di quegli atleti che potevano fare comunque il salto di qualità o trovarsi bene a Catania. E invece 3 partite, tutte e 3, una più impalpabile dell'altra. Mi auguro che non si faccia coinvolgere in questa situazione per cui lì in mezzo al campo ci si nasconde. Vogliamo gente che magari giochi il pallone in maniera da Catania. Che abbia più coraggio. Da Catania. Sì. Allora, anche Lunetta, voglio dire, che non giocava da tanto tempo, ha dato un buon contributo. Posso fare una riflessione su Lunetta, perché ieri non è appena entrato in campo, la sua posizione di falso centravanti, diciamo così, ha disorientato la difesa avversaria. Sì. E nelle prime partite, quando il Catania ha avuto un problema del genere, quindi non giocava con l'attaccante, era stato molto efficace. Col Benevento, per esempio, allora, in casa mi sicuramente è un giocatore che va sfruttato e utilizzato, permettetemi, diciamo, questo gioco di parole, nel ruolo più congeniale, perché è un giocatore... si è infortunato tante volte. Sì, ma non è il solo. A proposito di infortuni, vediamo questa grafica degli infortuni, Alessandro. Dobbiamo avere la prima grafica in ordine di emissione. Perché se la guardiamo è una squadra. Perché praticamente abbiamo schierato, la formazione degli indisponibili.
Guarda, sono 11, li abbiamo sistemati con un 3-4-1-2, in alcuni casi abbiamo dovuto fare le forzature, Vabbè, ne tipo fa tante, stoppa, ne fa tante mezzala, Toscano, però no, figurati. guardate, in porta Beters, difesa a 3 Guglielmotti, Gherardi, Celli, centrocampo con Sturaro e Dal Monte sugli esterni, Di Tacchio e Stoppa mezzali, De Paoli trequartista, Montalto e Inglese attaccanti. Chiaramente abbiamo dovuto ricorrere un po' di fantasia, però erano 11 e li abbiamo schierati. Però adesso guardiamo questa formazione. Sì. Per la prossima settimana, cioè per la partita con il Latina, di questi giocatori il Catania potrà contare su qualcuno? Qualcuno che di questi Allora, comunque Gherardi era era squalificato, squalificato, quindi di rientra. conseguenza Quello c'è. senz'altro. Allora Sì. io penso che De Paoli, Montalto, sì, tutto il resto no. Ti Perché rendi De Paoli conto? e Montalto hanno avuto il famoso virus intestinale. sì. Tutto il Mentre resto invece no. tutto Stoppa il resto un'altra giornata di malanni squalifica. muscolari, quindi lei non E una notazione su Guglielmotti, perché il suo infortunio ad Altamura è un infortunio molto serio, addirittura potrebbe essere operato, quindi la sua stagione non dico che la dobbiamo ritenere conclusa, ma Compromessa. ma fortemente compromessa. Il Catania sta pensando di prendere uno svincolato per quella zona del campo, perché al momento c'è solo Raimo, quindi per necessità il Catania sta pensando di prendere uno Posso svincolato fare sulla chiedere una fascia cosa, destra. Michele? La ricordiamo quella formazione degli infortunati? Guarda quanti titolari in questa formazione degli infortunati ci sarebbero se il Catania avesse potuto Potesse attingere a pieno organico. Cioè, Guarda, mi è sembrato di capire che Dal Monte probabilmente è in una fase di recupero, perlomeno nell'intervista aveva avuto per la prossima in casa, che dovrebbe poi non essere- è quella con la Turris, perché il Catania dopo Latina dovrebbe affrontare la Turris al Massimino. Non si giocherà Basta quasi sicuramente. Quindi Dal Monte si candida per tornare per la partita di Messina-Catania. Comprendi quindi quanti titolari il Catania non può schierare, perché in quella formazione di infortunati Angelo, 11 su 23, cioè la rosa è però, di 23, ma attenzione, la la metà rosa è praticamente. la rosa dei titolari. Ma lì il problema perché è che se tu non puoi Guglielmotti schierare- nasce titolare, Sturaro al netto dei 500 infortuni parte 2 anni fa come titolare, Di Tacchio è titolare, Stoppa è titolare, Inglese è titolare, Celli tutto sommato potrebbe essere in ballottaggio nel ruolo comunque non di titolare, ma un buon rincalzo, una buona alternativa all'occorrenza. Di Tacchio è un titolare. Certo. E perciò la partita di ieri è una partita che, a differenza di altre, dove probabilmente le emergenze erano diverse e diversificate, perché già avere in campo un titolare come Roberto Inglese già è avere mezza squadra a disposizione, no? Perché magari trovi sempre qualcuno che ti aiuta nelle 3 fasi, perché Inglese è un attaccante che ti aiuta davanti, è uno che ti fa i gol, è uno che ti dà una mano a centrocampo, Che cuce è uno che il va reparto. a chiudere anche quando all'occorrenza bisogna andare a chiudere le parti. Mancarti tutti quei giocatori, e buona parte di quelli abbiamo visto sarebbero stati titolari, sicuramente è un problema per Toscano ed è un problema anche per la società, perché non mi rendo conto com'è che si siano infortunati tutti quanti e perché non recuperino. Allora, Michele, devo mandare di nuovo la pubblicità. No, è un problema tuo, non è mio sicuramente. Quindi ci fermiamo, riprendiamo fra poco Pagelle. con le pagelle, così chiudiamo il discorso della partita di ieri, ci proiettiamo poi al prossimo impegno. Restate con noi. Andiamo allora con i messaggi, andiamo da Giulia. E Pippo55 scrive: la squadra si acclama sempre, specialmente in questo momento. Toscano è un grande allenatore e non ci dovrebbe toccare perché sta facendo il possibile, aggiunge. Se vogliamo andare in Serie B bisogna prendere giocatori forti e giovani e non giocatori infortunati o che devono recuperare, e in più comprare i giocatori prima del ritiro. Buonasera, Toscano resterà? Una domanda ce la fa Angelo. Toscano resterà. Ha 3 anni di Bella contratto Toscano, quindi è un allenatore che resterà. Sta cominciando a mettere, secondo me, resterà. Cioè, se lo stesso Toscano Allora. in conferenza dice che Certo.
se le cose non cambiano. Toscano dice una cosa, Toscano è un calabrese intelligente e la manda a dire in maniera elegante. Ha detto: se non cambiano delle cose in società, E quindi non è certo che Toscano possa restare. È inutile che ci stia Toscano, cioè qui può venire pure Carletto Ancelotti, ma se non cambiano determinate cose lì. E quando ieri ho provato a chiedere a Toscano quali fossero quelle cose, lui ha troncato. Perché già aveva detto lui quello che doveva dire in quel momento. È una persona intelligente ed è anche un bel calabrese di quelle che non le manda. Due messaggi soltanto, Giulia, due, e senza domande. Senza domande. Buonasera, criticare si può ma nella giusta misura, non scordiamoci però dove si trovava il Catania qualche anno fa. Verissimo. Verissimo. Ciao Giulia, ciao a te, un saluto all'amico Micale. Per il Catania non dico nulla, per quanto concerne la VAR è un sogno perché tante società di Serie C sono sommersi di debiti ed hanno ragione. Bisogna fare la Serie B2 e la Lega Pro dilettantistica, solo così non fallirebbero le società. Grazie da Carmelo. Questo potrebbe essere questa una soluzione, una riforma Gravina ne parla da tempi. tanto tempo. Quanto Giulia, ci valeva fermiamo, quella C2? ci fermiamo qui un C2 attimo perché fantastica. dobbiamo vedere le pagelle come abbiamo annunciato, Sì. partendo però dal migliore, così facciamo Certo. vedere diciamo al completo. Abbastanza scontato. Lo vediamo il migliore, arriva. Vediamoli insieme, eccolo, è Armando Anastasio con voto 6,5. Catapultato dal lettino dell'infermeria al terreno di gioco con pochi allenamenti di rodaggio, denota in avvio buona tecnica ed intraprendenza che fruttano potenziali occasioni. Entra poi in gestione e minutaggio per ripresentarsi brillante nell'ultima parte, in cui mette a referto il gol del pari ed il tiro che accende le proteste infondate verso l'arbitro. Questo è stato il migliore. Adesso invece vediamo le pagelle per quanto riguarda tutto il campetto in generale e partiamo dall'allenatore toscano con voto 6. 6 anche per Dini, 5,5 per Del Fabbro, 6 Di Gennaro, 5,5 Allegretto, 5 Raimo, 6,5 De Rose, Frisenna 5, Coini 6 che prende il suo posto, 6,5 Anastasio, 6,5 anche per Jimenez, 4 Luperini, 5 per Corallo e 6 per Lunetta che prende appunto il posto di quest'ultimo. L'abbiamo visto anche. Vorrei sentire Micale. Su queste pagelle? Sì. Ma per carità, le pagelle sono sempre un argomento di grande discussione. Ho visto pagelle, non mi riferisco a quelle di Alessandro, dove certe volte ho la sensazione che la gente o non va allo stadio o comunque non vede la partita, perché ho letto di tutto e di più. Perché il calcio è bello per questo motivo, perché per esempio ci sono delle persone che si lamentano della prestazione di De Rose di ieri. Bah, a me mi è sembrata la migliore prestazione che ha fatto De Rose in tutto il campionato a Catania. Comunque poi per carità, ognuno vede, il calcio è bello anche per questo motivo, ognuno lo vede a modo suo e vede delle espressioni che probabilmente Gagliano non vede. Assolutamente. Probabilmente anche così. Però in linea di massima a questa squadra ieri non si poteva chiedere di più, non si poteva chiedere di più perché non erano proprio in grado di poter dare di più. Purtroppo se ieri ha giocato quella squadra e in quelle condizioni, la colpa non è certamente dei giocatori. Un 6 a Toscano è un 6 che va rivisto. 11 indisponibili hanno. A rialzo. Ah, ok. È un 6 che va rivisto a rialzo. Per la prima volta ho visto Toscano fare il Toscano che sicuramente ci aspettiamo. È sceso in campo anche nella fase del riscaldamento, è stato vicino alla squadra fin tanto che non sono entrati ufficialmente in campo e ieri ha fatto tutto quello che in realtà era nelle sue possibilità. Dicevano bene prima i cugini nell'illustrare con quel titolo quanti giocatori aveva effettivamente tra i titolari a disposizione Toscano. Quindi il pareggio di ieri è quella vittoria, la 200ª vittoria di Toscano che ancora non è arrivata e che lo sta praticamente facendo penare fino alla partita di ieri. Quel 4 a Luperini ci sta tutto, il 5 a Corallo è un 5 che probabilmente poteva essere per un attimo Alessandro rialzato. Vero è che lui ha la più ghiotta delle occasioni da rete e lì al netto della deviazione, anche senza deviazione, deve provare a metterla dentro.
mettiti però nell'ottica che se mettiamo 5 a Corallo e mettiamo, se riguardiamo un attimo, adesso non vorrei ricordare male i tuoi voti, anche in mezzo al campo, 5 a Frisenna. 5 a Frisenna, e allora lì c'è una disparità, perché parliamo di un giocatore che ha già giocato decine e decine Formato di partite, come professionista. e un ragazzo che invece entra in campo col peso di un attacco, con i fischi non indirizzati a lui. Però lì mi sarei aspettato invece un applauso, ma quando Sai le cose cosa, Angelo? vanno male per tutti. Sai cosa? Rispetto alla partita di Monopoli, l'impatto che ha avuto a Cerignola. Alessandro, ma lì ha giocato ieri, la seconda punta. Sì, Ascoltami Alessandro, sono Corallo d'accordo, lì però ha giocato lì aveva lasciato intravedere perfetto, degli spunti ma che ieri, attenzione, non aveva con il tutte le carico. attenuanti del caso, Ieri, è giusto allora, quello che tu sottolinei. Ieri per la prima volta gioca da prima punta e forse Corallo ancora non ha la maturità, aspettiamolo ovviamente, per giocare e mettere una maglia che pesa tanto già da sé. E se lo diciamo per giocatori in quelle navigati, condizioni soprattutto, cioè in quelle condizioni che in tutta quelle la condizioni squadra, e devi essere la prima punta. Corallo mi ha entusiasmato nelle 2 partite che hai raccontato, ma è entrato in un momento di partita diversa, in un ruolo diverso, e ha fatto vedere anche di essere un giocatore che combatte su tutte le aree del campo. Ieri faceva la prima punta e sommersi tutti quanti dei fischi con un clima di faceva totale... l'unica punta, che è diverso rispetto a fare la prima punta. Esatto, l'unica punta. E venendogli a mancare il sostegno di Luperini, che doveva essere insieme a Jimenez. Ci stavo arrivando, perché il 5 che abbiamo dato, che è un 5, ma secondo me varrebbe forse qualcosa in più, va anche concordato col 4 di Luperini, perché se lì gli metti un giocatore che ha fatto la Serie B, che ha fatto 500 partite tra professionisti, se metti un giocatore dal quale ci aspettiamo di più in una emergenza del genere, da Luperini mi aspetto una partita di quelle, fosse l'ultima della mia vita, e invece no, lì i fischi ci stanno. Posso fare una considerazione? Diciamo, in questo quadro di tante ombre, questa squadra comunque, in una situazione di assoluta emergenza, nelle ultime 2 partite è riuscita a risalire da una situazione di svantaggio e ad avere a fine partita l'occasione per vincerla, circostanza che in altre fasi del campionato il Catania non riusciva a evidenziare, sia ad Altamura che ieri, sotto di un gol, pareggio e poi nel finale l'occasione per vincere. Sempre dopo però aver preso gol, questa è una costante sì. del Catania. Vorrei andare dai cugini che vedo distratti in questo momento, e allora io cerco un contropiede. Se hai parlato più Vagliasini o Patanera, eravamo indecisi. Vabbè, adesso poi alla fine faremo un conteggio, un totalizzatore. Vorrei venire da voi perché abbiamo qualche cosa da leggere ancora. Sì. 2 giornali, andiamo perché poi abbiamo una speciale top 10. Quindi partiamo col Fortino. Sì, però prima facciamo i giornali. Partiamo col Fortino. Partiamo Fortino Today oggi, che intitola grande pareggio agguantato e nemmeno un infortunato. Lui sembra mezzo pieno. Sì, bicchiere mezzo pieno. 11 accucchiati, ormai ci siamo abituati. È vero. Abbiamo sotto l'editoriale del direttore Lartuca, il classico editoriale. Dice, ma De Rose, Super Poppacci e Ciappavare, lì mo... Dipende se è il proprietario della prima casa. Con quelle dimensioni ci sta. C'è anche un'intervista di Corallo, ne stiamo parlando. Corallo, la mia sostituzione, ho alzato la mano per chiedere la palla, ma il mister ha pensato che mi fossi infortunato, è vizio. Perché ormai siamo abituati. C'è stata un'incomprensione. L'ultimo giornale di oggi, come sempre, il Soddisfatto Quotidiano, ricordate la nostra soddisfazione, che titola hanno stato di nuovo gli arbitri. Sì, le autorevoli proteste contro le direzioni arbitrali hanno finalmente prodotto i loro effetti. Rigore negato, gol di mano avversario ed ennesima conduzione di gara sfavorevole in casa. Tutto è andato a buon Però fine. abbiamo aggiornato il dossier da consegnare alla Lega con i 2 punti rubati contro il Foggia da 10, adesso dovremmo avere 14 punti in più. C'è da 10 a 14. Antonio, 2 alla seconda. Perché per ogni torto sono 2 punti. È matematica di base. Di base perché è formaggio. Basta. Finiamo qua e poi andiamo dritti alla top 10 dopo. Molto, vorrei un paio di messaggi soltanto prima della prossima sosta. Abbiamo un minuto, Giulia. Ok, per quanto riguarda i voti di prima che hanno visto i nostri telespettatori, scrivono: non sono d'accordo per il 5 di Raimo e il voto per Corallo è solo di incoraggiamento. Poi, tutto giusto quello che dite. Una sola cosa però, perché questa squadra non ha schemi per arrivare in porta? Non mi dite che è un problema di attaccanti?
Un problema di identità di squadra che non c'è per tutte queste assenze che ogni settimana stravolgono la formazione. Molto semplice. Una domanda per il signor Micale. Cosa ne penserebbe se una C1 a girone unico ed una C2 a girone unico, tipo come in Inghilterra? Sì, sarebbe interessante, ma per il momento abbiamo 190 squadre che devono giocare, cioè, quindi non lo so quando riusciranno a fare una cosa del genere, perché fra l'altro non è semplice da organizzare, non è che improvvisamente dall'oggi al domani pigli 40 squadre e dici, vabbè, tu per ora, per il momento vai a fare la Serie D, cioè ti metti da parte. È un po' complicato. È chiaro che sarebbe l'ideale. Allora, l'ideale sostanzialmente era come era nel passato, quando il calcio era alle 14:30, adesso capisco perfettamente le battute sull'antichità mia. Il problema è semplice, una volta c'erano 2 gironi, per esempio, di Serie C. Di Serie C, senza C1, c'era la Serie C con 2 gironi, un girone A e il girone B, basta. Non c'era più. Poi c'era la Serie D e finiva qua. Qua siamo arrivati al punto, ve lo vorrei ricordare, che c'era la Serie C1 e la Serie C2 con 3 gironi, la Serie C2 con 3 gironi. Quindi è impossibile da riuscire a gestire. Poi è chiaro che vengono fuori tutti i problemi come la Turris, come il Taranto. Fra l'altro i problemi sorgono in estate quando vengono valutate le domande di iscrizione. Esattamente, il problema è perché non devono arrivarci prima, cioè quando c'è il momento dell'iscrizione, perché non devono capire se una squadra ha la solidità economica per poter affrontare un campionato? Non sarebbe poi così tanto complesso. Infatti la Covisoc va in pensione perché dall'anno prossimo ci sarà una composizione completamente diversa. Mi devo fermare. Il girone di Serie C con una sola promozione è un girone dantesco. Non è pensabile che nel nostro girone, ad esempio, ci siano 2, 3 squadre, 4 squadre che hanno investito somme rilevantissime e poi debbano comunque giocarsela. Una di queste va in Serie B, le altre devono giocarsela in un girone dantesco che è quello dei playoff, che è un girone dantesco che ma la regola è questa e tu l'accetti quando ti iscrivi al campionato? No, dico ma sto dicendo che non contesto la regola perché la voglio cambiata oggi, la contesto in partenza perché... Ma qualcuno l'avrà accettata questa regola? È lì è l'errore delle società. L'altro giorno parlavo con una persona che mastica calcio. Mi devo fermare per forza perché ci restano, quando torniamo, meno di 10 minuti. Addirittura. Sì, quindi ci fermiamo fra pochissimo. E allora ricominciamo dai cugini e vediamo questa speciale top 5. Sì, oggi è speciale davvero. Abbiamo questa speciale top 5 che riguarda solo i report medici. Esatto. Solo gli infortunati. Diciamo una cosa degli infortuni. Abbiamo stipulato una convenzione. Anche noi, esatto. Sì. Ecco. Cominciamo con un fuoriposto. Perché dalla pagina Catania FC c'è il comunicato stampa in cui la società Catania Football Club avvisa di non aver presentato ricorso avverso la squalifica sul calciatore Matteo Stoppa. I cugini, che salutiamo, ci scrivono: purtroppo chi doveva esaminare gli atti si è infortunato a sua volta pure. Al 10° posto iniziamo la classifica quella vera. Dalla pagina City Zone verso il Foggia con 10 indisponibili. Gianluca Sigli scrive: solitamente una squadra di calcio ha il reparto difensivo, quello di centrocampo e quello offensivo. Il Catania FC invece ama schierare il suo reparto di chirurgia, quello di medicina e quello di ortopedia. Ogni settimana, tra l'altro. Sì, trova sempre disponibili. Al 9° posto dalla pagina catanista redazione, alla voce report medico, ci commenta Paolino Lo Giudice: arriveremo al punto in cui si infortunerà anche Toscano. Potrebbe capitare. Che siamo vicini. All'8° posto, City Zone, sempre lo stesso posto, sì, verso il Foggia con 10 indisponibili. Matteo Giuffrida ci dice: il cannibale piglia Mozzucone, non c'è altra spiegazione. Per forza, cosa ci un altro metodo di infortunio. Al 7° posto, dalla pagina Tutto Calcio Catania, qui Catania, rebus a centrocampo per Toscano. La soluzione, la settimana ortopedistica di Manuel Greco, il suggerimento. Sì, la settimana ortopedistica, ci sta. 6° posto. Al 6° posto dalla pagina Catania FC, sempre sul report medico, giusto per cambiare, Benny Maugeri ci scrive: su uno staff medico pigliassero un carrozzero o un nero e fossi meglio. Forse magari qualche infortunio si risolverebbe prima. Catania FC, next match Catania Foggia.
Nicolas Messina ci dice che abbiamo trovato un accordo per un nuovo sponsor stagione 2025-26. Messo proprio sul calciatore proprio simbolo, esatto. Esatto. Visto quando stanno sbossando, lo trovo pure giusto. Questo email messo lì al per centro di risparmiare, maglia. per risparmiare. Ci sta. Al quarto posto, sempre sulla pagina Catania FC, sempre sul posto report medico, Claudio Lo Giudice propone questo logo per l'anno prossimo. Ci illustra questo galiardetto. Sì, questo Visto che scudetto. noi dobbiamo prendere quello nostro. Esattamente. Se ne propone un altro, Catania Garibaldi FC. Che ci potrebbe stare? Al terzo posto, se dalla pagina Catania FC, sempre sul report medico, Luca Giuffrida invece ci illustra un nuovo format in diretta dal presidi ospedaliero Garibaldinesima. Chi è l'infortunato? Catania FC Edition. Una trasmissione che dura all'incirca 3 ore e mezza. Sì, più di quando parlava te. Ma sì, pensa un po'. Secondo posto, Catania FC, sempre report medico. Abbiamo Ivan Profeta che dice: mi è venuta una lesione muscolare anche a me leggendolo. Può capitare, è periodo. Esatto. Concludiamo al primo posto, dalla pagina Catania FC, sempre dal post Next Match Catania Foggia. Luca Giuffrida scrive: due cose sono infinite, l'universo e gli infortuni dei calciatori del Catania FC. Ma riguardo l'universo ancora abbiamo qualche dubbio. Sì, qualche dubbio c'è. E sul primo, sul primo non ci sono dubbi. Ragazzi, il logo però è più bello. Per me il logo era Catania FC, quello era da primo posto. Allora, podio alto. vediamo il prossimo avversario. Calendario, prima il calendario. Calendario, sì. Vediamo insieme con l'aiuto della nostra regia appunto il calendario delle partite del Catania, che gioca sabato appunto 8 marzo alle 15 Latina Catania, mercoledì 12 marzo ore 18:30 Catania Turris, domenica 16 marzo ore 19:30 Messina Catania, domenica 23 marzo ore 12:30 Catania Crotone e domenica 30 marzo ore 15 Trapani Catania. Giulia, quella di mercoledì è da calendario. Sì. Ma probabilmente non si giocherà, quindi si salterà con ogni probabilità. Da sabato 8 marzo andremo direttamente a domenica 16 marzo. Che è un piccolo vantaggio per il Catania, perché il Messina invece farà la partita infrasettimanale di campionato. Nel frattempo recupera. A meno che giochi col Taranto, ora non lo ricordo, ma non credo. Recuperi qualche infortunio, semmai questo. Ma magari non si fa male a nessuno quel mercoledì. Va bene, allora abbiamo visto il calendario, adesso vediamo il prossimo avversario. Che come abbiamo detto, abbiamo anticipato, è proprio il Latina, con 29 partite giocate, 8 vittorie e 7 pareggi, 14 sconfitte, 25 gol fatti e 48 i gol subiti. Nel girone di andata il Catania ha perso contro il Latina per un risultato di 0-1. Il rendimento interno: sono 15 le partite giocate con 5 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte, 15 gol fatti e 17 gol subiti. I migliori marcatori sono con 4 gol Peterman, 4 gol sempre Crecco, con 2 gol Capanni e Cuban e Riccardi. Ricordiamoci che nel Latina da qualche settimana milita Ciccio Rapisarda, che tra l'altro è titolare sull'auto di destra, quindi sarà un tuffo nel passato per quella che è stata la stagione della rinascita del calcio a Catania, la stagione di Serie D in cui Ciccio Rapisarda fu assoluto protagonista. Uno di quei giocatori che secondo me alla lunga poteva tornare utile al Catania. Sì. Non aveva un ingaggio di quelli spropositati, era un giocatore. Un soldatino. Esatto, era un giocatore che si metteva a disposizione alla squadra. Anche questa è una scelta, come tante altre, che magari avrà una spiegazione, ma che a me personalmente sfugge. Sul valore complessivo del Latina. Evitare di rescindere un contratto con un giocatore che avrai anche l'anno prossimo, che doveva essere probabilmente il fulcro del centrocampo e ha fatto più panchine e più infortuni che partite, doveva essere quella la mission del Catania, piuttosto che accanirsi nella scelta, ovviamente legittima ma incomprensibile, di risolvere il contratto con Rapisarda, metterlo fuori rosa e mandarlo via. Pensa anche al fatto che con l'infortunio grave di Guglielmotti la soluzione ce l'avevi in casa. Se non ci fosse stata questa... io posso comprendere, no? Se perché nella lista puoi fare dei cambi. Alessandro, il Catania avresti avuto Rapisarda. Farò giocare esterno alto? No, al posto, cioè l'alternativa a Raimo sulla fascia destra che ora ti è venuta a mancare e che induce il Catania a prendere qualcuno tra gli svincolati. Carte false per
risolvere il contratto con Sturaro, che è un gran professionista, un giocatore incredibile, ma ci sono dei dati oggettivi. è quello che è la mission del Catania, piuttosto che andarsela a prendere e mandar via per una questione di principio col povero Rapisarda. E questo fa parte dei piccoli fallimenti anche della gestione del calciomercato di gennaio, perché lì probabilmente... Se siete d'accordo, Sì. vorrei chiudere con un paio di messaggi con Sì. Giulia, perché altrimenti così diamo un po' di Però, spazio. proprio Sì. una pillola, Sì. quella partita d'andata Catania Latina Ha fu la segnato- madre di tutti i problemi che iniziarono proprio da lì. ricordo. Sì, sì, proprio vero. Giulia. E io parto con una considerazione di un nostro telespettatore che ci scrive: seguo tutte le settimane il Pisa. Ci avete fatto caso che Castellini non ha giocato nemmeno una partita? Sì, 0 partite. Sì. Ma anche lì però è intelligente probabilmente la scelta. Devi Dobbiamo fare... sentire i messaggi però. Ma devi crescere un giocatore che pronti e via il Pisa aveva bisogno di Castellini. Castellini è una Dio mio. proiezione. Allora, 2 anni fa Giulia. giocava 3 dilettanti. Vado. Patane. Vi stimo tutti, ma Michele è di un altro pianeta. Io concordo. Non ci concordo sono. con Oggi voi. non vedo la macchina, viaggio direttamente Vai, in vai, alto. vai. Poi, buonasera, quanti giocatori confermereste per il prossimo anno? Dipende questa è una come domanda. stanno. Però tu Giulia, quando hai Sì, un perché assist, sono non devi curiosi, fare sono domande. curiosi. Buonasera a tutti, in particolare a te Giulia, grazie. Ieri ho visto una squadra che è scesa in campo senza cattiveria, anche per battere un fallo laterale perdevano del tempo. Saluti da Salvo, Curva Sud. C'è stato un momento in cui questa squadra aveva paura veramente di incassare un gol e non rialzarsi, ma c'era una situazione oggettiva ieri. Però quando l'hai incassato quel gol c'è stato quel... l'effetto. C'è stato anche il crollo del Foggia, sentivo parlare un dirigente Non lo importante so. del Foggia, ha detto ci siamo sciolti, abbiamo avuto paura nel momento in cui potevamo chiudere la partita. Una Poi- delle tante squadre scadenti di questo perfetto, campionato. perfetto. Giulia, ultimi Sì. 2 messaggi. Ultimi due. Buonasera, ma siamo sicuri di essere pronti per salire in Serie B? L'organizzazione e le strutture hanno ancora bisogno di essere sistemate. Emanuele E da poi? Bologna scrive: L'ultimo. al netto di defezioni e limiti tecnici, quello che manca a questa squadra è la grinta. Non arriviamo mai sulle seconde palle, mentre gli avversari corrono come dannati. Questa cazzimma chi la deve trasmettere ai giocatori? Io, si chiede Stefano. Ma questo è anche un fatto fisico. Cioè, quando tu sei costretto a mandare in campo dei giocatori che non sono atleticamente in perfetta Condizione, efficienza, è esatto. ovvio che non ti possono dare quella cazzimma Però, che si Sandro, cerca per sulle non fare seconde un po' di palle. No, di però tante non possiamo fare discussioni. Guarda, sono le 22 e 15. Chiediamoci Basta, abbiamo perché finito. sono troppo infortunati. Chiediamoci l'abbiamo detto perché. prima. E qual è il... Bisogna intervenire. Chi la deve trovare questa Padane. soluzione? La dirigenza. No? Michele, cosa vuoi dire a Patanè? No, io consiglio alla regia di mandare la sigla e Patanè e Pagliasini continuano sempre a discutere nel frattempo, non c'è Potrebbe problema. essere una buona soluzione. problema. A proposito, dopo la sigla vi ricordo c'è la differita integrale di Catania Foggia con il commento di Marco Carli e del nostro Carlo Breve. Noi ci rivediamo, dimmi. Domani mattina buongiorno Sicilia. Domani mattina alle 8 ci sono sicuramente, speriamo ovviamente, ma ci rivediamo con Corner lunedì prossimo. La partita si gioca di sabato e quindi diretta stadio va in onda di sabato alle 14:30 con Marco Carli che ci racconterà la partita da Latina. Venerdì c'è preview, mi fermo qui, adesso c'è la differita della partita. Buonanotte, grazie ad Angelo Micale, Grazie a voi. grazie ad Alessandro Vagliasini, Grazie, Angelo. grazie ad Grazie a Angelo tutti Patanè. quanti. Giulia, una buona serata. Grazie a tutti voi per averci seguito e per i messaggi. Una buona serata a tutti. I cugini, buonasera Grazie ragazzi, a ci vediamo la tutti. prossima settimana con Corner. A tutti la buona serata e buon proseguimento vedendo la partita, la differita.